antico, stanco ma forte, che t'hanno sportato in si spanto e in sorte. Ogni pedra ha contato una storia, d'amori, de battaglias, de gloria. Sos ventos cantan in coro, su tempo passa ma non mori su oro. Sa nostra terra, sa nostra gente, in su core restate eternamente. Ci troviamo a Milis, in provincia di Oristano, e come vedete da questo cartello ci troviamo all'ingresso del nuraghe Cobulas, un complesso archeologico ancora in fase di scavo. Il complesso archeologico è su un terreno del comune di Milis, che ringraziamo tantissimo per averci concesso questa visita, così come anche Marie-France Ruff e Giampiero Mastinu, che appunto ci hanno dato la possibilità fisicamente di essere presenti qui. Loro fanno parte dell'associazione Tocoele, che si occupa appunto, fra le altre cose, anche di mantenere pulito questo sito e accessibile e fruibile a tutti. Ci troviamo all'interno del parco comunale di Milis, che comprende, oltre a questa meraviglia di natura, anche il nuraghe Cobulas. Ci accingiamo a visitarlo, andiamo! Ci troviamo davanti alla torre principale di questo nuraghe e, come potete vedere, l'ingresso è veramente minuscolo, talmente minuscolo da avere dato, diciamo, un secondo nome a questo nuraghe, Succuru Izanas, cioè praticamente il cumulo delle fate. Questo perché in epoca antica si pensava che questa fosse la vera dimensione dell'entrata e che fosse stata appunto tarata per delle persone piccole come le fate. In realtà diciamo, questo piano è un falso piano che appunto è venuto su a seguito dei vari interramenti che appunto si sono succeduti nel tempo. In realtà appunto questa è una finestrella di scarico di un architrave che sta sopra alla vera entrata, che si troverebbe appunto nel piano sottostante. Ora facciamo un giro di perlustrazione attorno al nuraghe per identificare le varie parti di cui è composto. Innanzitutto qui ci troviamo ovviamente nella parte esterna del villaggio e identifichiamo in questa area la capanna delle riunioni. Come ogni capanna delle riunioni che si rispetti, c'è un sedile di forma circolare che corre lungo tutta la parete e qui possiamo vedere che in questo lato la seduta è stata staccata dal muro, chissà per quale motivo particolare.
Di fronte alla Capanna delle Riunioni troviamo delle strutture di forma rettangolare o quadrangolare che non sono di epoca nuragica ma sono di epoca successiva. Questo a testimonianza del fatto che queste aree sono assolutamente piene di storia, che va non solo dal periodo nuragico ma va dal periodo nuragico a periodi anche successivi, e quindi è stata abitata e utilizzata anche nei secoli più vicini a noi. Ci troviamo accanto ad uno dei 5 lobi del nuraghe. Proviamo a salire per entrare dentro. È un passaggio abbastanza facile. Questa era sicuramente una delle 5 torri. Per quello che era possibile vedere siamo comunque riusciti a visualizzare qualcosa all'interno. Procediamo con il nostro giro. Qui siamo sempre nella parte, diciamo, murale che sta attorno alla camera centrale. Qui un lobo, qua un altro lobo, alcuni massi come questo che sono stati aggiunti in un secondo momento per consolidare la struttura, che ovviamente ha l'età che ha e quindi necessita di manutenzioni. Proviamo poi ad usufruire di questo ulteriore passaggio per continuare questo periplo attorno alla struttura. Questa parte del muro mostra, diciamo, alcune criticità che appunto sono date dal tempo. Molti di questi conci enormi presentano qualche spaccatura, e con questo abbiamo terminato il giro attorno al nuraghe. So sventos cantan in coro, su tempus passa ma non mori su oro. Sa nostra terra, sa nostra gente, in su core restate eternamente. Termina qui la visita al nuraghe Kobulas, che è assolutamente visitabile. L'importante è contattare il comune di Milis, trovate tutti i riferimenti qui sotto. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali social, TikTok, Instagram, YouTube e Facebook. Alla prossima visita, ciao! Una Sardegna chi mai si